Tra le polemiche per le coperture finanziarie sulle quote di compartecipazione della regione che stavano per sfociare in uno scontro istituzionale tra Roma e Palermo e le rassicurazioni sui cantieri propedeutici al ponte sullo Stretto, scende di nuovo in campo uno dei diretti interessati, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, il leader leghista si sofferma sull'importanza strategica dell'opera che definisce emblema dell'ingegneria italiana. C'è un ponte che dovrà rendere giustizia a milioni di siciliani che potranno essere collegati col resto d'Italia e il resto d'Europa, che creerà decine di migliaia di posti di lavoro, che sarà l'emblema dell'ingegneria italiana nel mondo, perché io da ministro in questo anno ho trovato ingegneri italiani straordinari in giro per il mondo che lavorano in Giappone, in Turchia, negli Stati Uniti. Gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo, riportiamoli in Italia a progettare. E non mancano le frecciatine al segretario della CGIL Landini. Quando Landini ha detto non bisogna fare il ponte sullo Stretto di Messina, io mi sono impegnato a lavorare un'ora in più perché unire il paese è un dovere di questo governo, da nord a sud. Seconda notte di controlli interforze nel centro di Palermo. I quartieri e le vie della Movida sono stati cinti d'assedio dalle forze dell'ordine. Polizia fino alle 2:30 del mattino in via Isidoro Lalumia, la strada della Movida parallela alla centralissima via Libertà. Polizia anche in via Pasquale Calvi, l'altra strada che va verso il centro residenziale e dove è avvenuta la rissa di 2 notti fa di fronte alla discoteca No 3. Carabinieri e Guardia di Finanza invece fra Piazza Sant'Anna, teatro di almeno altre 3 risse nelle scorse settimane, e la zona della cosiddetta Movida interna. È stata una replica dei controlli della notte e del pomeriggio precedenti, durante i quali erano state complessivamente identificate 121 persone, di cui 7 con precedenti penali, e controllati 84 veicoli, ma anche elevate sanzioni per un importo complessivo di oltre 35.000 euro. 2 rappresentanti legali di altrettanti locali erano stati denunciati a piede libero per omessa visita medica di 7 dipendenti e per gli impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione, nonché per la valutazione dei rischi priva dei requisiti minimi. Altri controlli sono stati effettuati unitamente al personale dell'ASP e alla Polizia Municipale, con la contestazione di violazioni riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande, con il conseguente sequestro amministrativo del locale, mancanza di requisiti strutturali, mancanza di registrazione sanitaria. Intanto questa mattina, intorno alle 6, ben lontano dalla zona della Movida, 14 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro l'abitazione di Salvatore Spina in via Costante Girardengo allo Zen. In casa c'era lui, ma c'era anche tutta la sua famiglia, e solo per un caso non ci sono feriti. A ottobre, nella medesima via, colpi d'arma da fuoco erano stati esplosi anche contro l'abitazione di un detenuto agli arresti domiciliari. Perseguitava e minacciava l'ex moglie, sfidando anche il divieto di avvicinamento imposto dal tribunale. Non ha smesso neanche quando gli sono stati imposti gli arresti domiciliari. Nonostante la misura preventiva, infatti, ha continuato a tormentare la donna e a insultare lei e la madre con epiteti di ogni genere. Le seguiva anche in chiesa, dove le 2 donne andavano a messa. Adesso l'uomo, un 32enne di Gela, è stato arrestato per stalking grazie all'applicazione delle nuove disposizioni del Codice Rosso bis. Questo emendamento, entrato in vigore nelle scorse settimane, prevede l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori. È la prima volta che questa norma viene applicata in Sicilia ed è una delle prime volte in Italia. L'uomo è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Gela, coordinati dal procuratore capo Lucia Musti, che ha descritto il comportamento dell'arrestato come una manifestazione di estrema possessività. Il procuratore ha poi sottolineato come l'applicazione del Codice Rosso bis possa incoraggiare le donne vittime di violenza a denunciare. Tuttavia, ha anche riconosciuto che molte donne ritirano le denunce a causa della paura e della cultura della soggezione. Una donna che alla fine fa questo processo doloroso di denuncia, arriva a denunciare e dopo ritratta, oltre che mettere una pietra sopra sulla sua situazione, a mio avviso, e questo è importante, fa un danno a tutte le donne, perché poi
Si viene a sapere, non si viene a sapere, resta il fatto che ella ha fatto marcia indietro, quindi vuol dire che non si è fidata. Il magistrato è comunque fiducioso che l'arresto dell'uomo possa rafforzare la decisione della vittima di denunciare e che possa essere un esempio per altre donne. Il provvedimento di arresto dovrà ancora passare dal vaglio del Tribunale del riesame, ma il procuratore si augura che questa applicazione della legge possa dimostrare alle donne che è possibile ottenere giustizia. Aumentano contagi e ricoveri, così torna ad aleggiare lo spettro del Covid che insieme all'influenza stagionale rischia di guastare le feste a migliaia di persone. Le prime avvisaglie ci sono da almeno 2 settimane, pur rimanendo sotto il livello di guardia, le infezioni continuano a salire, agevolate dalla scarsa adesione alla campagna di vaccinazione. Secondo l'ultimo monitoraggio sul Covid del Ministero della Salute, in relazione alla settimana 7-13 dicembre, sono in netto aumento decessi ed accessi in terapia intensiva, come conferma Carmelo Iacobello, direttore di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro. Sono 55.540 nuovi casi in Italia, di cui 7.426 hanno necessitato di ricovero e 240 in terapia intensiva. I decessi sono saliti a 322. Questo ovviamente significa che dobbiamo aumentare le attenzioni rispetto a questo tipo di patologia, cercando di incrementare sia il numero di vaccinazioni, che in questo momento stanno subendo una grossissima flessione, sia il numero di terapie precoci da effettuare entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi. E in questo senso riveste un'importanza fondamentale la vaccinazione. Ma cosa ne pensano i catanesi? La vaccinazione Covid deve essere sicuramente rivista. La vaccinazione anti-influenzale è assolutamente molto raccomandabile. Io l'ho fatta. Gli esperti invitano alla vaccinazione. Io non lo so, io sono più per i rimedi naturali. A mangiare l'agrume, che sono migliori. Comprate i mandarini, sì. Contro? Contro il raffreddore. Intanto l'ASP di Palermo attiva 2 centri dedicati alla vaccinazione anti-Covid e anti-influenzale. Saranno in funzione da lunedì a sabato, si trovano nei locali dell'ambulatorio di vaccinazioni per viaggi internazionali di via Carmelo Onorato e nel centro Arenella del presidio Enrico Albanese di via Papa Sergio I. Infine il Ministero della Salute, considerando l'attuale circolazione dei virus, rafforza la raccomandazione di effettuare tamponi ai pazienti sintomatici per il Covid-19 in entrata in ospedali e pronto soccorso. La comunità messinese ed anche della vicina Calabria all'utilizzo dei mezzi ecologici, elettrici, dalle auto alle bici ai monopattini, seguendo il percorso di valorizzazione della mobilità sostenibile intrapreso da tempo in riva allo Stretto. Così quella che è stata denominata la sfida dei sindaci di Messina e Villa San Giovanni, Federico Basile e Giusy Caminiti, ha raccolto tanti sostenitori in quella che è stata la serata più divertente della 4 giorni del New Mobility Messina 2023, la manifestazione su mobilità sostenibile e sicurezza stradale inserita all'interno delle iniziative natalizie messinesi. Il centro città è stato trasformato in un vero e proprio autodromo con la pista allestita a valle di Piazza Cairoli con uno show condotto dalla messinese Noemi David e dal giornalista Andrea Minerva. A vincere è stato il team del sindaco di Messina, che poteva contare anche sull'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e sull'olimpiotica messinese Silvia Bosurgi. Che si può girare anche in modo diverso, so che è un tema un po' delicato, un po' particolare, un po' che crea mal di pancia, però alla fine è un modo anche per capire che con tutti i sistemi che ci sono oggi possiamo cambiare piano piano anche il modo di spostarci e muoverci. Alla fine è stata festa anche per il team sconfitto, la sindaca di Villa San Giovanni, l'attrice di Mare Fuori Giovanna Sannino e il presidente di Astra Andrea Gibelli. Io sono venuta qua per divertirmi ma per perdere, perché io ho l'ansia, entro dentro la macchina e ho l'ansia, però no, sono accompagnata benissimo, quindi mi sono divertita, non ero mai salita su un monopattino in vita mia, non avevo mai guidato una macchina elettrica, quindi io non lo so come ci sono arrivata. Alla fine un impegno comune preso da tutti, lavorare ancora per creare un modello integrato e una unica rete di trasporto nello Stretto. Come sta facendo Silvia evitando i jersey, adesso anche lei è chiamata a questo 360. Momento del panettone.
A tutto gas per le corsie dell'ospedale di Cristina di Palermo, una mattinata di svago a pochi giorni dal Natale per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico. L'iniziativa, che è stata organizzata dall'associazione Motor Life, ha portato una moto e tante emozioni ai bambini e ai ragazzi ricoverati che per un paio d'ore hanno avuto la possibilità di vestire i panni di un pilota da cross. I bambini sono particolarmente entusiasti, è la seconda volta che ripetiamo questa iniziativa dentro l'ospedale pediatrico ed è un momento di grande gioia, vedrà grandi sorrisi, coinvolge un po' tutti questa attività, i bambini un po' più piccolini e gli adolescenti, i più grandicelli, maschi e femmine, e devo dire che anche gli operatori sono felicissimi e i sorrisi abbondano anche nel viso delle mamme e dei papà. Iniziative su iniziative in vista del Natale, questa della mototerapia ha riscosso un grande interesse tra i piccoli pazienti. Oggi abbiamo raggiunto la felicità, il nostro obiettivo. È un mix di adrenalina, velocità, genera la felicità, è quello che vogliamo. Stiamo cercando di allietare questa giornata inusuale per un ospedale, perché in ospedale di certo non si trova comunemente una moto, ma oggi ci stiamo divertendo da matti con i nostri piccoli piloti. E tra sorrisi e sgasate, le corsie del Di Cristina per un paio d'ore sono diventate la pista giusta per scacciare ansie e preoccupazioni. Occorreva la vittoria, il Palermo, seppur con tantissima sofferenza, è riuscito ad ottenerla. Il 3-2 sul Pisa al Barbera non certifica però la guarigione dei rosanero, ancora troppi errori, ancora una cattiva gestione di un doppio vantaggio, ma questa volta, al contrario di quanto successo a Parma, il Palermo è riuscito a non farsi raggiungere. Alcuni momenti sono di sofferenza, però lo spirito di questa squadra è importante, l'abbiamo ritrovato e questo per me era fondamentale per andare oltre a qualche difficoltà oggettiva che in questo momento abbiamo, che c'è. Ma abbiamo anche per me la forza e la qualità per poterla superare, avevamo bisogno di fare un risultato importante, di farlo soprattutto in casa, che ci mancava da tanto tempo. Dicevamo di tanta sofferenza per i siciliani, soprattutto nei primi 20 minuti in cui il Pisa spadroneggia e trova anche la rete del vantaggio con Marin, per fortuna del Palermo però annullata dopo il controllo VAR. Si riparte da 0-0 e i rosa iniziano a cambiare marcia, così da Insigne arriva il graffio vincente, che vale l'1-0. Il Pisa però è vivo e impensierisce Pigliacelli, ma è ancora Insigne ad illuminare il gioco dei rosanero, assist per Brunori e palla in rete, 2-0. Partita finita, ma che ad inizio ripresa il copione cambia ancora, come a Parma arriva il blackout che fa saltare la corrente rosanero, così il Pisa pareggia nel giro di 5 minuti, al 49esimo colpisce Marin, poi pareggia Valoti e 2-2. I tifosi rosanero fischiano, ma Marin, assoluta spina sul fianco per la difesa palermitana, commette un'entrataccia su Koulibaly, è giallo ma per il VAR è rosso, Pisa in 10 e Segre a realizzare con questa capocciata la rete del 3-2. Il Palermo sfiora il poker ma non corre più rischi, una vittoria salutare. Sabato rosanero in quel di Como. Anche col Sorrento il Catania ha visto in coppa col Pescara. Serve questo, nonostante le assenze, per riprendere il cammino in campionato interrotto a Messina. 2 partite al Giro di Boa, quella gara col Benevento del 23 dicembre, che oltre a rappresentare la fine del girone di andata, farà da spartiacque fra il Catania visto fin qui e quello che sarà nel ritorno, con gli innesti previsti dal mercato. Lucarelli in conferenza stampa parla intanto della decisione che spetterà al TAR in merito alle porte chiuse della partita con i campani. Mi aspetto che non venga penalizzata una tifoseria, la città e un'immagine della città. Quindi io mi aspetto che ci sia la possibilità giustamente di avere i nostri tifosi allo stadio. Sotto il punto di vista tattico è sempre la gara col Pescara che potrebbe indirizzare le scelte, per certi versi obbligate, di Lucarelli causa infortuni. Il 4-2-3-1 che si trasforma in 4-3-3, ma soprattutto Chiricò falso 9 è un'opzione. Per il resto Lorenzini sempre al posto di Silvestri, così come Rapisarda a destra. Al momento abbiamo 18 con il recupero di De Luca, 18 giocatori per affrontare questa partita. Quindi sicuramente domani è una partita complicata, è una partita difficile dove dovremo essere molto bravi, ci sarà bisogno di raschiare il barile, ci sarà bisogno che i ragazzi tirino fuori
tutto quello che hanno in questo momento. Per il Messina il primo stagionale, per il Potenza il secondo consecutivo. Lo 0-0 del Viviani premia il buon momento dei giallorossi, che mai in questo campionato avevano messo 3 risultati utili, uno dopo l'altro, 7 punti in 3 giornate e nessun gol incassato. Modica conferma l'11 del derby col Catania. La fase difensiva regge anche a Potenza, dove l'assenza del bomber caturano pesa tanto ed è un altro alleato della prestazione di Manetta e compagni, che concedono ai padroni di casa soltanto 2 tiri nello specchio della porta, entrambi nei primi 8 minuti di Saporiti e Volpe, con altrettante parate del sempre attento Fumagalli. Dopo il buon inizio il Potenza si sgonfia, poco gioco e tanto tatticismo. Ragusa corre, si sacrifica e va in aiuto sulla fascia al giovane Salvo, ancora tra i migliori, mentre Mausso è nella giornata storta, l'ennesima, culminata con un giallo che gli farà saltare l'ultima gara dell'anno contro il Monopoli. Pochissimo Messina in avanti, 0 tiri in porta, scomparirà definitivamente a metà ripresa quando Modica inserisce 3 under e chiude con 6 giovani. La sua squadra si abbassa, rischia di capitolare sul diagonale di Pace, non riesce più a salire e proporre gioco. Cambi questa volta inefficaci, ma il Messina porta via un punto da un campo dove hanno già perso 4 dirette concorrenti per la salvezza, quanto basta per accettarlo con soddisfazione e proiettarsi ad un futuro chiamato Monopoli e mercato. Il punto conquistato, e potevano essere almeno 2, vale molto per il morale e conta anche per la classifica, perché la Saturnia, Farm Italia e Catania accorcia nei confronti di Taranto proprio alla vigilia dello scontro diretto del giorno di Santo Stefano. Contro Modena, una delle grandi storiche della nostra pallavolo, il sestetto siciliano rende al meglio nei vari fondamentali e gioca una gran gara evidenziando la crescita di Masulovic, che chiude il primo set dal centro e mette a referto 8 punti. E poi c'è un Massari in più che si è ripreso dall'infortunio di Padova e dà il suo contributo, così come un ottimo Bossi che segna 11 punti, oltre al solito devastante Buchegger. Catania, dopo la vittoria del primo set, cede nel secondo e vince il terzo. Modena però pareggia ancora i conti e si va al tie break, dove è un punto a punto fino alla fine. Vincono gli emiliani 15-13. Abbiamo interpretato bene la partita all'inizio, quindi siamo riusciti a dare una giusta intensità dal primo set. Peccato perché un altro punto sarebbe stato importante. Il 26 c'è la sfida con Taranto e la posta in palio è tanta. Adesso dobbiamo arrivare a Taranto consapevoli che sarà una partita importante, ma dobbiamo continuare col percorso che abbiamo iniziato.